Amici del cabaret, Riso fa buon sangue con Avis Veneto organizzano la Crociera del Sorriso dall'11 al 18 ottobre 2015. Per informazioni e prenotazioni 7 Viaggi, telefono 328 03 49 712 o inviare un'email a 7viaggi@yahoo.it. Riso fa buon sangue. Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao da Costalunga. Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao da Costalunga. Signore e signori, benvenuti. Una risata attiva cuore, muscoli, cervello, polmoni. Stimola le endorfine, aumenta il flusso sanguigno, aiutando il sonno e l'autostima. Vi vogliamo in perfetta salute. Benvenuti, Riso fa buon sangue. Presenta Paolo Franceschini. Buonasera e benvenuti alla prima tappa 2015 del tour Riso fa buon sangue. Signori e signori, il presidente dell'Avis di Costalunga, Umberto Leorato. Sì, ma anche tu devi parlare, No, è d'obbligo, è d'obbligo. Ma scusa, ma deve parlare anche lui, Umberto! Vabbè, Umberto, ti pigliamo via il sangue, Quanto pare. Presidente! Ed infine Gabriele, sindaco, venga qua! musica! Vai Umberto! Basta! Basta, me l'ho fatto prendere un attimo. No, perché io ho già dei problemi di cuore, se poi continua. Quello che io vi chiedo è, siete donatori? Sì. Non lo siete domani, dopodomani, quello che è, abbiamo degli ottimi centri trasfusionali, cercate di diventare donatori, soprattutto donatori Avis. Questo è quello che io vi chiedo e questo è quello che voi dovrete fare. Ma soprattutto da sempre noi dovremmo diventare donatori di sangue. Perché? Perché c'è molto bisogno di sangue, è una cosa utile per tutti ed è sempre una cosa che aiuta gli altri, che aiuta tutti. Ti faccio il presidente, fammi una domanda, faccio il presidente. Presidente, buonasera, benvenuto, dica qualcosa. Sono contento. Era un po', ma Umberto è così. Lui arriva da Piacenza ed è Maurizio Bronzini. Ciao Maurizio! Ciao, buonasera! Don't believe it, just watch. Prima a destra sulla statale e va per Salo, poi prendi il tratto a una corsia e dopo sei arrivato anche se. Un autovelox per te.
te le aspettavi? Invece, eccolo qua. Dove l'hanno piazzato? E chi lo sa? E quindi questa sera un personaggio delle istituzioni, la sindaca con la S maiuscola, amata da tutti i suoi elettori e non solo, colei che viene chiamata l'Angela Merkel del Nord-Est. Signore e signori, è qui con noi il sindaco Norma Passarin! Passarin, Passarin, vota Passarin, sempre lei, solo lei, viva Passarin, chi mette d'accordo gli assessori virichi, sempre lei, solo lei, Norma Passarin. Grazie! Carissima, ora qua, thank you very much, merci beaucoup, das vidania, auf Wiedersehen, what I visit this time for Passarin. Signor Passarin, com'è poliglotta, eh? Allora, piano con le parole volgari, poliglotta No. lo dice qualcun altro, perché io prima che un sindaco sono un donino per bene, ok? Vengo da una famiglia veneta benestante, ho studiato dalle suore e certe volgarità non le accetto, cazzo. Andiamo avanti. È qui con noi questa sera la signora Olga, eccola qua. Buonasera. Buonasera Olga, buonasera. Come va? Ah sì, noi tutto a posto? Quanta bella Hai visto quanta gente che è venuta a trovarci? Infatti buonasera, sono contenta. Infatti mi sembrava insomma di chiamarla sul palco anche per fare una sorpresa a tante persone. Sono contenta, sono un po' arrabbiata con mio marito. Oggi mi ha portato a tre basiliche. A Rovigo. A Rovigo l'ho portato. No. Che parrucche cinesi del cazzo, 26 euro. 26. Sono sempre io. È l'Olga. Non sapevo cosa mettermi, faceva freddo, metto il tappetino del bidet. Ma perché? Perché Ma non- faceva fresco lì. Sì, ma non copre. Ma no, Vabbè. c'è caldo. Quindi suo marito l'ha portata a Rovigo? Sì, mi ha portato a Rovigo, guarda, io con mio marito sono arrabbiatissima. Come mai? Siamo sposati da 30 anni. tanto. Fare l'amore dopo 30 anni di matrimonio è come dar da mangiare un fagiano imbalsamato. È vero, però stanotte abbiamo fatto l'amore, Ah, sì? ne abbiamo fatte due, un tentativo e una rinuncia. E niente, proprio è andata così. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, continuate a seguirci www.risofabonsangue.it e come si dice sempre in questi casi, viva Riso Fa Buon Sangue!